Buonasera a tutti voi e buonasera a te, Daniele. Buonasera ai telespettatori a casa, buonasera Alessandra, come stai? Come stai? Si fa presto a dire come stai, me lo chiedi così? Beh, come devo chiederti? Insomma, una mail inviata con posta certificata, una domanda su carta bollata con tanto di protocollo. Secondo me ti sfugge una cosa, ti sfugge il fatto che noi viviamo nel paese delle carte, dei moduli da compilare, delle scartoffie, ma non te ne sei accorto? Beh, me ne sono reso conto, sì, e forse ho fatto bene allora a preparare tutti questi moduli per le domande agli ospiti di questa sera, eh? Benissimo, hai fatto benissimo. Benvenuti a Elettroshock. Buonasera, questa sera parliamo di burocrazia, noi ci scherziamo un po' su, come facciamo sempre per rompere il ghiaccio, ma il tema è importante e il problema è serio, molto serio nel nostro paese. Parleremo di burocrazia da diversi punti di vista, perché si pensa spesso alla burocrazia collegata alle imprese, quindi al freno che la burocrazia rappresenta per le imprese, dunque un freno alla competitività del nostro paese, ma non è questo il solo problema. Intanto i costi della burocrazia ricadono su tutti i cittadini di questo paese e poi la burocrazia pesa appunto sulle spalle dei cittadini, delle famiglie. Pensiamo, visto che siamo più o meno nei tempi giusti, alla compilazione del 730, pensiamo ai documenti da raccogliere, da consegnare per la compilazione dell'ISEE. Poi c'è il mondo del volontariato, si è parlato tanto in quest'ultimo periodo delle sagre, delle difficoltà che gli organizzatori delle sagre devono affrontare e proprio queste sono le tre prospettive che approfondiremo questa sera. Sì, esatto, perfino le sagre, siamo entrati nell'era digitale, ci avevano detto che sarebbe cambiato tutto, che tutto sarebbe stato informatizzato, che non avremmo più dovuto combattere con la carta e invece, come scopriremo questa sera, la carta è diventata ancora di più. E come? E come? Andiamo a presentare allora gli ospiti di questa sera, Daniele, vai! Allora, presentiamo Ennio Tognutti, segretario pensionati CIS Ludinese e Bassa Friulana, buonasera. Poi abbiamo Walter Pezzarini, presidente delle Proloco del Friuli Venezia Giulia. Buonasera. Accanto a lui c'è Marco Specia, che è il segretario generale delle Proloco del Friuli Venezia Giulia. Poi c'è Samuele Stefanoni, consigliere comunale di Pordenone del Movimento 5 Stelle. E al suo fianco Mauro Capozzella, anche lui attivista dei 5 Stelle e fiscalista, che ci verranno a raccontare un progetto che è in piedi a Pordenone proprio da poco tempo. E allora ci spostiamo dall'altra parte dello studio e ringraziamo la CNA per la partecipazione, per il contributo che darà alla trasmissione questa sera. Allora saluto Luca Tropina, che è presidente della CNA di Udine, in rappresentanza quindi anche dei vertici regionali della Confederazione, tutti, nonché agente immobiliare. Quindi una duplice veste che ci sarà utilissima per affrontare il tema questa sera. Ringrazio per l'invito e porto i saluti della direzione regionale della CNA. Salutiamo Elena Casarsa, che è funzionaria della CNA di Udine e si occupa quotidianamente di burocrazia a sostegno evidentemente delle imprese associate. Scopriremo che tipo di servizi offre e come aiuta le aziende a districarsi, insomma, tra tante carte e scartoffie. Salutiamo Giosualdo Quaini, che è presidente della CNA Fita, quindi rappresentanza dei trasportatori, altra categoria che credo abbia quotidianamente a che fare con scartoffie e burocrazia. Salutiamo Sandro Gennaro, imprenditore, grazie anche a lei per la sua presenza in la Biohouse, l'azienda in questione, e poi Dino Musso, che è vicepresidente regionale della CNA Impiantisti, e scopriremo che proprio gli impiantisti sono una delle categorie più martoriate dalla burocrazia. Ci racconterà insomma qualcosa di interessante. E poi proprio perché c'è un altro ospite, perché noi vogliamo scendere nel concreto dei problemi e far capire proprio concretamente che cosa significa confrontarsi con la burocrazia. Abbiamo scelto il mondo delle sagre, cioè in sostanza i tanti volontari che si adoperano per rendere un servizio al territorio, e uno dice, beh, almeno loro saranno in qualche maniera salvati. No, per mettere in piedi una sagra è come un'impresa, adesso lo vedremo questa sera, ce lo racconteranno i nostri ospiti, ma insomma anche lì le carte, le documentazioni, i protocolli non mancano, è da diventare matti. Assolutamente, ce lo racconterà Silvano Bertossi, che è presidente del consorzio delle Proloco Basso Friuli. Buonasera a lei, lo abbiamo messo in mezzo a un po' di scartoffie, faldoni e soprattutto davanti a un computer, perché proprio attraverso questo computer ci mostrerà concretamente quante carte bisogna
bisogna compilare, quanti moduli bisogna compilare, no? Per organizzare una sagra. Ce ne sono tante, sono un bene prezioso per questa regione, la stagione delle sagre è alle porte, cercheremo insomma di capire come vanno le cose. Certo. La scheda introduttiva. A questo Ci punto tocca. insomma, parliamo di burocrazia con questo contributo che abbiamo preparato. Di fatto, la burocrazia è diventata una tassa occulta che sta soffocando il mondo delle PMI italiane. La lentezza della macchina pubblica e il numero degli adempimenti richiesti continua ad essere eccessivo. Una legislazione spesso indecifrabile, l'incomunicabilità esistente tra gli uffici delle varie amministrazioni, la mancanza di trasparenza, l'incertezza nei tempi e un numero spropositato di adempimenti richiesti hanno generato un velo di sfiducia tra imprese private e pubblica amministrazione che non sarà facile rimuovere. Questo si legge in una nota della CGA di Mestre datata 25 ottobre 2014. All'origine di queste considerazioni vi sono gli ultimi dati ufficiali disponibili che quantificano i costi della burocrazia in Italia. La fonte è attendibile, si tratta della Presidenza del Consiglio dei Ministri, in particolare del Dipartimento per la Funzione Pubblica. Risulta che i costi sopportati dalle sole PMI per adempiere ogni anno agli obblighi amministrativi ammontano a 31 miliardi di euro, pari a 2 punti del PIL, cifra di assoluta rilevanza. Rete Imprese Italia ha calcolato che solo per adempiere agli obblighi fiscali le imprese impiegano ogni anno 269 ore, pari a 34 giornate di un lavoratore a tempo pieno. La media dei paesi OCSE è di 177 ore, con una differenza di oltre il 52%, tutta a sfavore delle nostre imprese. Ma dove si annida nel dettaglio l'eccesso di oneri burocratici? È sempre il Dipartimento della Funzione Pubblica a dare una risposta. Nella valutazione data dalle stesse imprese prevalgono le componenti relative al lavoro e previdenza e alla sicurezza, misurate complessivamente in 15 miliardi. La voce associata agli adempimenti fiscali vale invece quasi 3 miliardi. La CGA di Mestre ha anche fatto i conti sui controlli che gravano sulle piccole imprese italiane. Nel 2014 erano un centinaio, 97 per la precisione. Il settore ambiente e sicurezza nei luoghi di lavoro prevede 50 possibili controlli che possono essere effettuati da 11 enti, istituti diversi. L'ambito amministrativo registra 6 controlli da parte di 3 diversi soggetti. La contrattualistica di lavoro 18 controlli con 4 enti. Infine il fisco conta 23 controlli da parte di 7 soggetti. Facile intuire, a fronte di queste cifre, come moltissime aziende si vedano costrette a trascurare in parte il proprio business per gestire certificati e scartoffie. Tutti d'accordo, inoltre, nell'evidenziare come un intervento mirato a ridurre i troppi oneri burocratici delle imprese favorirebbe un permanente aumento della competitività del nostro Paese. Il tema della semplificazione ha un posto di rilievo nell'agenda di politica economica, almeno sulla carta. Nei fatti, tuttavia, le imprese ancora non ne percepiscono gli effettivi benefici. Partendo dalle singole voci, 9, degli oneri amministrativi in eccesso, è lo stesso governo a calcolare i risparmi, in termini di riduzione dei costi a carico delle PMI, ottenibili attraverso un percorso di sburocratizzazione delle procedure, 8 miliardi e mezzo di euro, oltre un quarto degli oneri complessivi. Il CER, Centro Europa Ricerche, ha elaborato una simulazione sugli impulsi aggiuntivi che potrebbero essere indotti da un tale programma di semplificazione amministrativa. Nell'immediato sarebbero liberate risorse economiche all'interno dei bilanci delle imprese. A parità di altri costi, ciò si tradurrebbe in un miglioramento dei margini di profitto e successivamente in un rafforzamento del ciclo degli investimenti, senza contare che il miglioramento dell'efficienza della pubblica amministrazione creerebbe un ambiente più favorevole all'attività d'impresa. E poi ci sono gli effetti positivi sull'occupazione. Bene, ma non facciamoci prendere troppo dall'entusiasmo. Al momento è solo una simulazione. A quando l'analisi dei risultati effettivamente raggiunti? Ecco, questo era il quadro introduttivo, si parlava in particolare di imprese e burocrazia. Vi ricordo che c'è la possibilità per voi che ci seguite da casa di intervenire in diretta, lo potete fare chiamandoci al telefono lo 0432 57 3517 e poi come sempre potete mandarci sms, messaggi WhatsApp utilizzando il numero 345 99 56 897, numeri che vedete in sovraimpressione. Cominciamo con un rapidissimo giro di commenti. Partirei da Tropina, visto che si parlava di imprese, rapidissimamente. Abbiamo visto una simulazione in cui si parla di un mondo nuovo, di imprese sgravate da questi oneri, insomma questa parola sburocratizzazione che sentiamo ripetere da tantissimo tempo. È ancora una chimera? Secondo me sì. Comunque l'obiettivo di un'associazione di categoria come quella che rappresentiamo noi stasera
è appunto quella di tutelare l'associato. Voi sapete che un'associazione di categoria come associazione ha un'attività di tipo super individuale, quella di tutelare gli iscritti. Chiaramente all'interno dell'associazione di categoria si trovano le risorse per poter adempiere non solo ai normali, chiamiamoli adempimenti normali dal punto di vista fiscale o nel caso che un'azienda abbia a libro paga del personale le paghe, ma anche una tutela sindacale. Avere tutte queste risorse al di sotto dello stesso cappello aiuta non a sburocratizzare quanto a chiaramente a condurre per mano l'associato, quindi la singola impresa. Le chiedo una cosa, poi magari entreremo nel dettaglio, ma rapidamente, rispetto ai problemi che si trovano ad affrontare le aziende, il periodo non è dei migliori, lo sappiamo, ma ecco, quante volte sentite che viene puntato il dito contro la burocrazia? È il nemico numero uno delle imprese in questo momento? Non è l'unico nemico, il nemico è anche chiaramente il periodo sfavorevole dal punto di vista economico, come viene detto, il mercato in se stesso. Però proprio per questo uno snellimento delle procedure, gioverebbe, non sarebbe determinante ma gioverebbe sicuramente. Ecco. In ogni caso il piccolo, quindi la PMI, è particolarmente in difficoltà adesso, ma non solo perché non ha normalmente le risorse sufficienti da sola, almeno che non si leghi chiaramente con altre imprese. Rete Imprese Italia, che citavate prima, di cui CNA è costituente, fra l'altro assieme alle altre 4 maggiori associazioni di categoria di piccola e media impresa e artigianato, serve appunto ad aiutare, perché giustamente, come dicono gli inglesi, you win together, you lose as a single, ecco, quindi lavorare insieme aiuta, e nasce da questo la collaborazione. Ecco. Ma abbiamo parlato di imprese, ma come dicevamo non è un problema solo di imprese. Il polso dei cittadini, lo chiediamo in questo caso a Toniutti, che insomma tutti i giorni si confronta con quelle che sono le problematiche delle persone che vengono insomma a chiedere, adesso è periodo anche di denuncia dei redditi, ma insomma è un problema che dura tutto l'anno. Cosa si trovano davanti, che tipo di muro si trovano davanti i cittadini una volta che devono intraprendere un qualsiasi tipo di attività? I cittadini si trovano di fronte a grosse difficoltà anche perché non sono strutturati in casa o in famiglia ad affrontare tutte le incombenze che vengono chieste. E però se io volevo fare una riflessione generale sulla scheda di presentazione, dove si parla ancora di efficienza della pubblica amministrazione. È un obiettivo pericoloso, perché dobbiamo puntare all'efficacia, perché l'efficienza vuol dire far bene la procedura, e invece dobbiamo saltare il concetto di procedura, dobbiamo cominciare a ragionare di risultati, cominciare a riprendere a ragionare dei risultati. Come si può saltare però questo passaggio? Responsabilità, inserendo il concetto di responsabilità in tutti i singoli operatori, che si assumono responsabilità dell'atto che fanno e che rilasciano, senza ripararsi da tutto un giro di pareri, da tutto un giro di controlli, da tutto un giro di supervisioni dove nessuno in fondo è responsabile. E questo risolverebbe molti problemi anche per il cittadino comune e soprattutto per le persone di una certa età, come sono i pensionati, che quando già vanno in fibrillazione, quando sentono parlare di certe sigle, anche perché poi a una certa età la memoria non tiene più e si fa un po' di confusione. Immaginiamoci uno che deve mettersi a fare l'ISEE, che poi può essere l'ISE, e quindi cominciamo anche ad avere qualche difficoltà a predisporre tutte le carte. Entreremo nel merito dell'ISE proprio tra poco. Immaginiamo anche la parte inversa della burocrazia, che è quella che il pensionato si trova nei confronti dell'INPS, da cui non ha nessuna informazione. Ne parleremo, avremo modo di parlarne questa sera. Un passaggio rapidissimamente prima di andare in pubblicità anche con Pezzalini per quanto riguarda il mondo delle sagre. Dicevamo un patrimonio davvero di questa regione. La stagione è sostanzialmente alle porte. Proprio poco tempo fa in regione è stato lanciato questo allarme di sagre che insomma erano a rischio per una serie di novità sul fronte normativo. Com'è la situazione? Sono a rischio manifestazioni importanti in regione? È davvero così? Diciamo prima di tutto che la sagra fa parte della nostra cultura, della nostra tradizione,
Difatti non c'è paese in Friuli che non le organizzino, siano Proloco o altre associazioni. Le sagre vengono organizzate dai volontari, questo è un aspetto molto molto importante, che si trovano anche loro a combattere con la burocrazia, perché negli ultimi anni le carte da compilare, la documentazione da presentare, gli enti da contattare sono diventati sempre più numerosi. Quindi ci si trova di fronte a un muro per cui uno a un certo punto dice che me la fa fare, perché parliamo sempre di volontariato, quindi le sagre, le manifestazioni, io parlo in generale, possono essere anche a rischio se non si interviene a sburocratizzare, perché uno che si impegna nel volontariato non si impegna nella burocrazia né nel chiudersi in una stanza a compilare documenti. Bene, abbiamo messo un po' sul tavolo gli ingredienti di questa E poi puntata. entreremo nel dettaglio. Assolutamente sì. Una pausa per la pubblicità, tra poco. Buonasera, rieccoci in studio, stiamo parlando di burocrazia e di quello che la burocrazia può fare nei confronti delle piccole e medie imprese soprattutto, ma anche dei cittadini. È arrivato intanto un messaggio che vi leggo subito: buonasera a tutti, ma voi lo sapete che nella vicina Slovenia per aprire una SP, che sarebbe una ditta individuale, ci si mette 20 minuti e una società di capitali un po' meno di una giornata? Siamo in Europa, giusto? E allora, per tornare a noi, sapete che la tessera sanitaria che sul retro riporta i dati per l'utilizzo all'estero è valida nei paesi UE ma solo per le urgenze? Altro che burocrazia, caos totale. Stefano da Sistiana. Beh, insomma, anche questo è un tema che possiamo toccare questa sera. Mi vedete da solo, ma perché Alessandra è andata da Silvano Bertossi, allora vediamo a che punto è nella sua impresa, nella sua navigazione all'interno di siti e moduli per capire come funziona la documentazione. Sì, sono qui nella zona ufficio di Elettroshock. Allora, con Silvano Bertossi volevamo un po' capire nel dettaglio che cosa è cambiato negli ultimi anni sul fronte della burocrazia, che abbiamo capito non risparmia neanche il mondo del volontariato e delle sagre. Allora, che documenti ci mostra? Sì, allora, io vi ho portato dei file che riguardano una pratica per una sagra con meno di 200 persone, una piccola sagretta. Allora, nel 2011 per la sagra c'erano questi documenti. Quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Più dopo c'erano 3 documenti per fare la tombola. Quindi per la tombola, solo per la tombola 3 richieste, Sì. che si vanno ad aggiungere altre 7, siamo a 10, Sì. ma non è tutto. Più dopo c'era una documentazione tecnica che riguardava le strutture, le planimetrie, le strutture temporanee, eccetera, eccetera. Questo nel tra 2011. questo succedeva nel 2011. Quindi adesso ma... saranno metà. Ma un attimo, aspetta, non accelerare Non so, i tempi, non c'è so. la burocrazia di mezzo, Ah, non siamo scusate. veloci. Facciamo- Andiamo a vedere uno dei documenti. Uno dei documenti è un tendone. Allora, questo tendone, di quelli da 12 x 24, che si vedono in tutte le sagre, che sono quelli a mezzaluna come copertura. Ecco, quante pagine di documenti per l'autorizzazione? No, solo per questo ci sono 95 pagine di relazione tecnica e calcolo strutturale. 95 pagine di relazione tecnica per l'autorizzazione alla copertura, e siamo solo alla copertura. Dopo c'è il manuale istruzioni, uso e manutenzione. Però scusate, ho capito bene, questo è per chi è inferiore alle 200 unità. Sì, questo vale per tutti. Ah, questo vale per tutti, ok. Questo vale per tutti, per tutte le sagre possibili e immaginabili. Allora, questo dicevamo succedeva nel 2011, ma siccome da tanto tempo si parla di sburocratizzazione e abbiamo cominciato a passare dalle parole ai fatti, adesso la situazione è migliorata. Facciamo vedere la stessa sagra e la stessa pratica fatta nel 2016. Intanto sono aumentate le cartelle nel nostro elenco, Sì. non mi pare un buon segno. Questi sono i documenti. Sono aumentati anche i documenti, Sì. mi pare, quindi comunicazione, documenti, relazione tecnica antincendio, piano d'emergenza Certo. generale della festa, deposito cauzionale, comunicazioni ai monopoli, ecco, poi ovviamente c'è l'attività di somministrazione di... Poi beva- partiamo con quella che sarebbe lo snellimento burocratico, le cosiddette SCIA. Allora, SCIA è una sigla che sta per... Segnalazione certificata di inizio attività, e si fa solitamente nelle sagre, si fa la SCIA per la somministrazione, per poter aprire i chioschi, tanto per capirci. E, oltre che alla SCIA fatta al comune, si deve presentare anche una comunicazione all'USL. Apriamo la cartella SCIA? Allora, questa è la SCIA che si fa dal 2016.
Premetto che nel 2011 la scia erano 2 fogli di carta, quindi 2 pagine, Semplice. più una pagina per la comunicazione. Nel 2016, o quest'anno, questa è una scia. Dalle 2 pagine siamo passati a tutti questi Sì, documenti. questi sono file creati telematicamente. Requisiti morali, requisiti antimafia, impatto acustico, procura speciale, quadro informativo generale, giusto insomma per Ce n'è di tutti- citare alcuni dei nomi dei file. Esatto. Questa è questo. Aspetti, poi non abbiamo finito ancora perché ci sono le strutture più o meno sono le stesse, però diciamo qualcosa è aumentato perché ci sono... La conformità degli impianti Esatto, elettrici, ecco. vabbè, poi il piano di emergenza, Esatto. certo. E poi rimane sempre la tombola. La nostra tombola, però anche qua anche questa è siamo aumentata. passati da tre domande, anche Da qui tre- vediamo da- che la lista per la 5 tombola... paginette siamo passati. Questa è la comunicazione fatta al comune, perché al comune si fa tramite SUAP, alla prefettura e ai monopoli di Stato si deve fare ancora in cartaceo. È consentito spedire per posta certificata. Il SUAP è lo sportello unico Per delle attività attività produttive produttive, del comune, sì. perché già è difficile, poi ci mettiamo anche le sigle, diventiamo pazzi. Sì. Però viene da chiedersi veramente nelle piccole località dove vengono comunque organizzate queste sagre, che come diceva Pezzarini fanno parte della nostra cultura, sono un momento di aggregazione, stimolano il turismo perché comunque le risposte sono sempre importanti e a fronte di tutta questa documentazione qualche volontario dirà: ma chi me lo fa fare? Lei lo dice quante volte le capita? Beh, come volontario lo dico spesso, ma lo dico anche come professionista perché faccio questo tipo di pratiche, però dico è assurdo una roba del genere. Ma e quindi in realtà ogni sagra dovrebbe poter contare, o insomma si auspica di poter contare su un volontario che sia anche professionista, però probabilmente non per tutti è così. Beh, ovvio. Ovvio. Daniele, intanto insomma, abbiamo raccontato qualcosa, poi mi immagino che avremo altro da aggiungere. Io vorrei coinvolgere proprio su questo argomento un altro fiscalista, abbiamo qui Mauro Capozzella, e la ringraziamo per questo. Intanto se ci dà un'opinione su quanto abbiamo sentito da professionista, anche lei, insomma, se è mai possibile che per una sagra servano tutti questi documenti. E poi parliamo anche del progetto che c'è a Pordenone, ma prima le chiedo su questo. Io voglio andare un attimo controcorrente o controtendenza rispetto, diciamo, all'impostazione sentita questa sera, nel senso che attraverso la burocrazia e dominare e conoscere la burocrazia, molti professionisti ne fanno il loro business. Certo. Quindi se da una parte vogliamo leggere la burocrazia come una sovrastruttura, uno strumento quasi vessatorio, oltre ad essere molto complicato, dall'altra parte invece ci sono dei professionisti che si specializzano nella burocrazia facendone appunto, ripeto, il loro business. Quindi secondo me la medaglia va letta da entrambe le facce. Sì, ma nel caso di una sagra, insomma, capirà che l'esagerazione a cui siamo di fronte... Io vedo come professionista la sagra non come momento di aggregazione popolare, ma vedo la sagra come un'azienda, ok, messa in piedi momentaneamente, ok, quindi che ha un periodo di tempo limitato, però in sé per sé è un'azienda, anche un'azienda piuttosto complicata. Il volontariato non è secondario, nel senso che comunque devi garantire a tutte le persone che partecipano volontariamente a una festa di paese comunque, diciamo, la parte assicurativa. Perché se qualcuno di loro si fa male mentre cuoce le salsicce piuttosto che inciampia mentre serve il proprio concittadino ai tavoli, poi le cause legali insomma la fanno da padrone. Quindi la sagra non la vedo solo come momento aggregativo di paese, ma come una vera e propria azienda e quindi come tale va gestita. Purtroppo. Pezzarini, c'è tanto business allora come diceva Capozzella oppure le due cose cozzano? Hai
attento su certe affermazioni. È chiaro che bisogna tutelare sempre le persone, sia quelle che sono coinvolte nell'organizzazione della manifestazione, sia chi va alla manifestazione, perché in certe realtà è indispensabile questo. Quindi tutelare le persone è la prima cosa che deve essere fatta. Tutelare significa anche essere consapevoli di quello che si fa. Cioè non si può più improvvisare come si faceva un tempo si mettevano su dei chioschi improvvisati, si cucinavano le salsicce, oggi questo non succede più, oggi c'è la qualità dell'alimentazione, c'è l'organizzazione, la qualità nell'organizzazione e c'è l'impegno e la formazione dei volontari. Noi come Proloco puntiamo moltissimo sulla formazione, non sull'improvvisazione e anche sulla ricerca qualitativa dei prodotti, perché una sagra si qualifica per il prodotto che pone al visitatore. Una manifestazione si squalifica se quel prodotto non è un buon prodotto. Certo. Quindi rimanendo però sul tema documenti. Sul tema documenti siamo arrivati, e qui mi collego a quello che diceva il professionista, che anche una piccola manifestazione ha bisogno di un professionista. Che sia volontario, che offra volontariamente o bisogna chiedere a uno studio, ha bisogno di un professionista, perché la certificazione di un impianto elettrico non la posso dare io che non sono un tecnico, non la può dare un altro che non sia un tecnico, oppure un piano di sicurezza deve essere compilato, predisposto da una persona competente e questo porta a un costo chiaramente, perché quando io interpello un professionista, lui mi fa la certificazione, mi fa tutto, poi alla fine devo anche pagarlo correttamente e giustamente per il lavoro che fa, però mi dà la garanzia di essere nel rispetto delle norme e di tutelare tutte le persone che sono presenti in quel momento a quella manifestazione, siano organizzatori o siano visitatori o turisti. Allora, tornerei dall'altra parte dello studio per parlare con chi di burocrazia si occupa quotidianamente. Allora, chiediamo a Elena Casassa, che è funzionaria della CNA, com'è la situazione. Abbiamo più o meno capito, grazie anche a Bertossi, qual è la mole di documenti che devono appunto compilare e consegnare coloro che organizzano la sagra. Viene da mettersi le mani sui capelli a pensare a che cosa aspetti alle imprese. Esattamente. Infatti proprio per le imprese, se per una sagra bisogna fare tutte quelle cartelle, per un'impresa bisogna fare 2 PC, 2 file e 2 chiavette. No, niente, come CNA noi abbiamo già fatto delle indagini statistiche sulla burocrazia, abbiamo fatto una nel 2014 e una la stiamo facendo tuttora. E nel 2014 è il risultato che il 75% degli intervistati ritiene che la burocrazia impedisce la crescita economica. E quindi quello che chiedono le imprese è minori leggi, perché il problema è anche il fatto che in Italia siamo in una giungla di leggi, di conseguenza bisogna che ci siano leggi poco ma chiare, che permettano alle imprese e ai cittadini anche ovviamente, ma per le imprese di non girare da tanti legali, da tanti consulenti e quindi poche ma buone. Poi il fatto che ci sia una uniformità nei procedimenti, cioè un'impresa non può rivolgersi a un comune e avere un iter procedurale e rivolgersi ad un altro e avere questa difformità. E il fatto poi di puntare sulle autocertificazioni anche, perché tanti, per esempio io faccio anche consulenza per le aziende, per quelle che devono abilitarsi al portale MEPA, che è il nuovo portale sugli acquisti della pubblica amministrazione, che devono inserire un sacco di documenti, cioè devono fare autodichiarazioni e dopo aver fatto ennesime autodichiarazioni le pubbliche amministrazioni in fase di richieste di offerta, di preventivi, richiedono le stesse dichiarazioni. Quindi alla fine un'impresa si ritrova a perdere ore e ore e ore. Ecco, ma anche sull'autodichiarazione, che potrebbe sembrare un aiuto, però è anche vero che molto spesso a fronte dell'autodichiarazione in tanti vanno nel panico col timore di fare errori, di assumersi responsabilità che sanno già pagheranno caro. C'è anche questo aspetto, sì. No? Come parlavamo prima di responsabilità, l'imprenditore è responsabile di quanto dichiara, per cui ovviamente le dichiarazioni si fanno, ma sulla base di cose veritiere. No, ma il problema non è la buona fede, dando per scontata la buona fede, l'errore in buona fede. Sì, certamente.
con le autocertificazioni può starci. Allora io sentirei la categoria dei trasportatori, così insomma rapidamente cominciamo a dar voce un po', no, ai vari rappresentanti, a chi lavora nel quotidiano e a chi nel quotidiano si confronta con questo problema. È vero che le scartoffie vi distraggono da quello che è il vostro business? Buonasera innanzitutto. L'autotrasporto è diciamo vessato della burocratos, che sarebbe l'ufficio dei potenti, in maniera abbastanza sostenuta. Se per un esempio, banalissimo esempio, parliamo di consegne da effettuare in un comune, come diceva la collega prima, per entrare in questo paese, no? In questo comune, ha bisogno di autorizzazioni. Per un altro non serve assolutamente nulla, per un altro ancora forse vediamo. Tutto una cosa impressionante da dover sapere il giorno prima per il giorno dopo cosa si deve fare. In certi posti ti senti dire che vabbè, mandi il cliente a chiedere l'autorizzazione e lei domani può entrare. Sì, ma io la roba ce l'ho su oggi sul camion, non ce l'ho, non posso consegnarla Se si domani. sbaglia, le sanzioni come sono? E le sanzioni sono abbastanza pesanti, perché un divieto d'ingresso in una città come, ad esempio, banalissimo esempio Udine, a Basaldella c'è un'impresa che fabbrica betoniere, c'è il divieto di ingresso ai camion per un pezzo di strada, però la si fa lo stesso. Ma se in quel caso dovesse accadere un incidente, siamo nei guai, ma nei guai seri però. E non si capisce, no? Quando tu poi vai a chiedere informazioni, le persone che ti devono dare queste informazioni o non sanno, o il loro collega è uscito dalla stanza, o richiami più tardi. L'amministrazione prima, ma sei personalmente lì, non è che telefoni, perché ormai col telefono non è pensabile. Non è più possibile, robe assurde. Non è pensabile. Beh, mi pare insomma che il quadro che sta emergendo, sì. Sì, pur con varie voci, come è giusto che sia. Ci fermiamo un attimo? Sì, poi riprendiamo. andiamo in pubblicità, a tra poco. Eccoci qua, stiamo parlando di burocrazia, insomma abbiamo sentito varie prospettive su quello che è il male di carta che affligge, insomma, come abbiamo sentito, imprese e cittadini, però i cittadini, le imprese sono anche alle prese con un altro problema grosso, che è quello delle tasse, e soprattutto ha un nome, si chiama Equitalia. A Pordenone è sorto uno sportello anti-Equitalia, attivo da poco più di 2 mesi, ce lo facciamo raccontare da Samuele Stefanoni, consigliere comunale del Movimento 5 Stelle a Pordenone, perché è proprio il Movimento 5 Stelle che ha dato vita a questo sportello anti-Equitalia. Quello di Pordenone è l'unico in regione e uno dei pochissimi in Italia. Stefanoni. Sì, la burocrazia diventa tanto più dannosa quando diventa anche uno strumento nelle mani di enti vessatori come lo è Equitalia, e chi ne ha avuto esperienza purtroppo ce lo può testimoniare. La nostra convinzione si è tristemente confermata in questi 2 mesi di attività, 2 mesi di attività nel quale assieme ad altri professionisti, tutti operanti in maniera del tutto volontaria all'interno di questo centro, hanno potuto toccare con mano e incontrare molte persone in difficoltà, tra cui appunto anche il fiscalista Mauro Capozzella, che vogliono essere ascoltati e vogliono sapere principalmente cosa possono fare per intraprendere un percorso di legittima difesa nei confronti proprio nei confronti di Equitalia. Hanno visto più di 100 cartelle questi professionisti in 2 mesi soli di attività, e questo già ci dà una dimensione della gravità di questo fenomeno, per un ammontare complessivo di più di 2 milioni di euro di oneri richiesti dall'ente Equitalia. E pertanto queste persone, spesso in difficoltà sia economica ma anche psicologica, perché non è facile affrontare un percorso di questo tipo, si trovano vessati purtroppo, oltre a dare una beffa, anche a livello burocratico. Ci sono persone che sono arrivate al nostro centro con più di 20 cartelle Equitalia da affrontare contemporaneamente. Quindi questo fenomeno va preso in seria considerazione. Il Movimento 5 Stelle sta facendo una lunga battaglia sia
a livello nazionale con delle proposte di legge, sia a livello locale con gli strumenti che possiamo appunto mettere in atto noi a livello di comune. E lo strumento principale è lo sportello SOS Antiquitalia, che è nato per la prima volta in Sardegna, è un'idea che viene portata avanti dal portavoce nazionale Carlo Sibilia, che sta aiutando i territori ad aprire questi centri che per fortuna stanno dando degli ottimi risultati, e per la prima volta abbiamo anche il nostro centro anche in Friuli Venezia Giulia, che è situato qua a Pordenone ed è già diventato una realtà abbastanza importante nel nostro territorio. E allora chiediamo proprio a Caposella che cosa dicono le persone quando vengono da voi e che cosa si aspettano da voi. Sì, allora innanzitutto vorrei introdurre un dato che è probabilmente il dato più significativo. Come diceva il nostro portavoce in comune a Pordenone, Samuele Stefanoni, sono entrate in 2 mesi, perché lo sportello è operativo, ricordiamo, dall'11 febbraio del 2017, sono entrate circa 30 persone dentro questo sportello. Quindi non è una cifra eccessiva, non c'è la ressa, non c'è la coda. Ma il dato significativo è da mettere in relazione queste 30 persone con l'ammontare delle somme vistate da noi professionisti volontari, cioè quasi 2 milioni di euro. Quindi la relazione complicata anche e complessa è tra le 30 persone e i 2 milioni di euro in soli 2 mesi. Questo significa mediamente che le persone che entrano e usufruiscono di questi sportelli, di questo sportello in particolare, il nostro, è estremamente indebitata a livello pro capite. Ecco, a questo proposito volevo chiedere, ma in che condizioni è una persona che si presenta da voi con 20 cartelle di Equitalia? Sì, allora, lo sportello SOS Anti-Equitalia è sottonominato appunto dall'onorevole Carlo Sibilia un punto di ascolto. Quindi principalmente qualsiasi professionista svolga la propria attività in quel momento all'interno del centro, la prima cosa che deve fare è ascoltare. Ci sono queste persone, la maggior parte di loro sono disperate, anche perché questo eccesso di indebitamento non permette loro di ritornare a una vita normale. Li rende un po' come dei fantasmi che si aggirano fra di noi senza sostanzialmente una meta, ma soprattutto senza la possibilità di risolvere il loro problema, che è l'indebitamento. Quindi la prima cosa che noi facciamo, ascoltiamo, cerchiamo con pazienza di ricostruire la loro storia imprenditoriale, soprattutto. Sono imprenditori in genere. Al 90% delle persone entrate nel nostro centro sono imprenditori o naturalmente ex imprenditori. Questo pone, secondo me, il focus sul tessuto imprenditoriale. Inevitabilmente dobbiamo mettere la nostra attenzione, il nostro sguardo lì, al tessuto imprenditoriale, microimprenditoriale. E dobbiamo farci delle domande, nel senso che questi fantasmi, li voglio chiamare così benevolmente, possiamo, diciamo, chiudere 2 occhi e dimenticarci di loro esistono, probabilmente sono anche tanti, oppure dobbiamo cercare di trovare loro delle soluzioni per farli uscire dall'anonimato in cui le nostre leggi, spesso intricate e, come diceva Stefanoni, vessatorie a volte, impongono a queste persone. Le salviamo o le lasciamo dove sono? Ma sono fantasmi anche perché sono inseriti, non so, nelle blacklist, non avranno la possibilità di chiedere un prestito, non avranno... Sono fantasmi perché il meccanismo di Equitalia ti porta via tutto. Nel senso che parti da un debito perché non hai pagato determinate rate, imposte e soprattutto contributi. Ecco, ricordiamo anche quali sono queste imposte, questi contributi che bisogna pagare appena si apre un negozio, appena si apre un'attività, no? Lei diceva ancora prima di cominciare a vendere, quando ci siamo visti al centro. Sì, il dato interessante è che oggi un imprenditore, senza diciamo, pensare ai vari briatori, pensiamo agli imprenditori di casa nostra, cioè un ragazzo che ha la passione dei jeans e vuole aprire un negozio di jeans. Molto semplicemente, poco più che 25enne apre un negozio di jeans. Lui, la burocrazia di cui si parlava prima, però ancora di più, prima ancora che vendere un jeans materialmente deve aver già pagato circa 3 bollettini
INPS, cioè di contribuzione, prima ancora di vendere un jeans, quindi di attivare la propria attività imprenditoriale. Questo secondo me è assurdo, soprattutto in termini di contribuzione. Nel senso che la contribuzione, cioè significa versare in un fondo, in questo caso l'INPS, la propria pensione, ci penserò io volontariamente. Questa qui è la soluzione e non il 27% matematico di ciò che in realtà neanche incasso, comunque il 27%. Io direi che si potrebbe trovare una soluzione per riappacificarsi con il tessuto imprenditoriale, soprattutto micro imprenditoriale, trovando delle soluzioni di pagamento e altre forme di contratto in termini di previdenza, che forse è la parte più onerosa di tutta l'attività imprenditoriale. Ci fermiamo su queste considerazioni con la pubblicità, poi andremo a sentire gli imprenditori che invece ancora resistono, ma che loro malgrado devono confrontarsi con questa burocrazia. A tra poco. Burocrazia al centro di questa puntata di Elettroshock. Prima della pubblicità abbiamo parlato della situazione in cui si trovano, perlomeno a Pordenone, ma siamo abbastanza sicuri che non sia un caso isolato, tanti imprenditori che si trovano alle prese con cartelle di Equitalia che mettono in difficoltà e che trasformano questi imprenditori, o meglio ex imprenditori che evidentemente qualche problema l'hanno avuto, in veri e propri fantasmi di cui insomma sarebbe giusto farsi carico. Si parlava dell'ascolto, però è evidente che l'ascolto non basta. Allora andiamo a sentire gli imprenditori che abbiamo presenti qui in studio. Allora io andrei da Sandro Gennaro, intanto appunto imprenditore. Che effetto vi fa resistere in questo contesto, continuare ad operare sapendo appunto che cosa succede e che cosa può capitare? Sono insomma affermazioni abbastanza importanti quelle che abbiamo ascoltato, no, prima della pubblicità. Beh, intanto un saluto a tutti gli ascoltatori e un grazie per l'invito. Sicuramente pensare a quello che può capitare, parlo da imprenditore, in uno dei settori che direi è fra i più burocratizzati, se non addirittura il più burocratizzato. Quindi e ricordiamo di che cosa vi occupate. Edilizia, noi operiamo in particolare in una nicchia di mercato abbastanza fortunata, direi che è quella della bioedilizia e quindi delle costruzioni prefabbricate, che ha dei rischi sensibili rispetto all'edilizia tradizionale, ancora più forti diciamo dal punto di vista dei cantieri. Ma prima ancora direi partiamo da quello che è l'apparato burocratico e le leggi burocratiche che regolano questo settore fin dal permesso di costruzione, no? Citerei il fatto che ci sono ben 8.000 regolamenti edilizi nel nostro Paese, fra leggi e regolamenti diciamo emanati dallo Stato piuttosto che dalle regioni, piuttosto che dai comuni, e quindi cominciamo da lì quando l'utente, il cittadino ha il sogno, diciamo così, da realizzare, quello di una casa, per esempio nel caso dei nostri clienti, e deve confrontarsi con le contraddizioni, tra l'altro, tra questi regolamenti, con le interpretazioni. Mi è capitato proprio in questi giorni di sentire un parere di un tecnico comunale e l'indomani dello stesso tecnico, o meglio del collega, dire contrario. Quindi voglio dire, loro stessi che sono preposti a regolare, diciamo così, il rilascio dei permessi e delle varie autorizzazioni. Magari i progetti non vanno avanti proprio per quello, perché c'è un parere di un tipo, poi un parere di un altro e le cose si fermano. Quindi cominciamo da qui. Se poi parliamo del cantiere, di tutto quello che è l'iter, diciamo così, esecutivo di un'opera, allora devo dire come imprenditore che se dovessi pensare ogni giorno a quello che mi aspetta, quasi quasi dovrei rimanere a casa, insomma, no? Come la pensino molti dei miei colleghi. Quindi sicuramente in un comparto come il nostro che ha bisogno di una ripresa, oggi come oggi la ripresa è ben difficile di fronte a tutte queste diciamo così complicazioni tra POS, PIMUS, potrei citarne una caterva di sigle che fanno veramente impazzire, ma soprattutto riducono la produttività e impegnano le amministrazioni delle aziende in una marea di documentazione e di adempimenti che insomma
oggi come oggi sono diventati veramente una piaga. Ecco, per Una il piaga nostro e poi paese appunto settore. scoraggiano, tanto più insomma in un momento non roseo. Dino Musso, che rappresenta no, gli impiantisti, com'è la situazione per voi? Cioè, lei sente la parola burocrazia, che cosa le viene subito in mente? La situazione degli impiantisti è piuttosto grave, oserei appunto dire, perché oltre che ai problemi dell'edilizia, che sappiamo benissimo che norme e regolamenti ne nascono ogni appunto giorno, l'impiantista purtroppo oggi si trova a dover produrre carte che non servono praticamente quasi a nulla, perché l'impiantista è un professionista che conosce bene il suo mestiere, pertanto sa tutti i vari appunto rischi, e fra i POS, dichiarazione di conformità, allegati e tutte le altre cose, siamo un attimo sommersi, oserei dire, al 25% delle ore del nostro lavoro. Per fare un piccolo esempio appunto pratico, se parliamo di manutenzione delle caldaiette domestiche, quindi il manutentore appunto stesso, che per fare la manutenzione ci impiega un certo tempo, il 25% gli serve solamente a compilare le carte fra rapportini di lavoro, bollette varie, dichiarazioni, allegati di tipo 2 per le prove di combustione e tutte le altre cose, ma non solo. Dopo deve fornire all'ufficio controllo impianti appunto termici tutti questi dati, quindi c'è anche un'opera d'ufficio che purtroppo ci porta via circa il 25-30% del tempo sulle ore di lavoro. Ma ci sono persone dedicate o comunque come vi organizzate per far fronte a questa situazione? Il singolo artigiano che fa questo mestiere qua purtroppo deve farsi tutto lui, o deve impiegare o la moglie o qualcuno. E naturalmente mette in conto poi al cliente, perché quello lì è tempo del suo lavoro. Esattamente, è tempo che lo dedica al lavoro, pertanto deve essere retribuito anch'esso. Le aziende organizzate con più tecnici devono avere un supporto d'ufficio per tutte queste attività, quindi del personale dedicato a fare questo, e lo deve fare tutto l'anno. Ecco, prima di andare dai cittadini, un passaggio, visto che si parlava di edilizia, con Tropina in qualità di agente immobiliare, no? Perché anche la compravendita è, voglio dire, piena, zeppa di queste cose. Negli anni sono migliorate, partiamo da questo, negli anni la situazione è migliorata, si sono ridotte le carte, le pratiche, com'è la situazione? Sono sicuramente aumentate, soprattutto da un punto di vista, quello fiscale, nel senso che all'agente immobiliare professionista, quindi intendo un professionista dotato di patentino, iscritto in Camera di Commercio e autorizzato a poter svolgere la professione, quindi non un abusivo, ecco, sottolineo, perché io oltre a fare l'agente immobiliare sono iscritto anche alla federazione, alla FIAIP, e chiaramente la federazione combatte queste cose per proteggere la categoria. L'agente immobiliare professionista ha ulteriori adempimenti che non sono più quelli generici del mediatore di una volta, del Sensar, come si diceva, ma sono quelli di un'adeguata verifica della clientela, perché comunque la compravendita di un immobile presume un ingente importo, un scambio di denaro importante, e pertanto l'agente immobiliare è investito anche del ruolo, passatemi il termine, di ulteriore controllore. Ecco, quindi abbiamo dei registri una parte di antiriciclaggio. burocrazia utile, voglio dire, è evidente che sì, in questi casi qualche garanzia è doverosa. Non eravamo abituati, e quello chiaramente in molti casi ha portato a un reimpiego del tempo nostro, come diceva il mio collega, ecco, che deve essere dedicato squisitamente alla burocrazia, chiaramente. E allora torniamo dai cittadini, periodo di ISEE, ma insomma è periodo di ISEE praticamente sempre, perché in tanti fanno ricorso a questo strumento per accedere a sgravi, a finanziamenti, insomma a contributi e aiuti che possono essere dello Stato o della Regione. Toniutti, quanti sono i documenti che si devono presentare per avere un ISEE? Innanzitutto vorrei osservare che da quel che si è detto qui sembra che la burocrazia sia un mostro che si è autogenerato.
Invece? Io ho l'impressione che una buona classe dirigente dovrebbe essere in grado a porre rimedio a questo. E soprattutto c'è la necessità di una vera riforma fiscale per risolvere i problemi che si autogenerano, perché il problema non è, credo, il nemico non è Equitalia, il problema è come nasce il problema, come nasce la vicenda. Per quel che riguarda l'ISEE, fa parte di questo, del risultato di questo mostro, perché l'ISEE serve a equiparare i redditi di un dipendente, di un pensionato rispetto a un autonomo, un libero professionista, perché evidentemente i redditi non sono comparabili e quindi si è messo in piedi questo indice di equiparazione dei redditi. E per dare una certa equità, perché il suo nome è quello, il cittadino deve incominciare a dimostrare qual è la composizione della sua famiglia, se nella sua famiglia che numeri ci sono, se ci sono dei disabili, se ci sono degli anziani, se ci sono dei minori, e si comincia a definire la situazione della famiglia. Dopodiché si va a definire qual è il valore economico e quindi oltre al reddito certificato c'è il problema delle proprietà, le proprietà che va dalla casa, dalla tipologia della casa, ad altri valori eccetera, fino ai valori mobili, che poi è la parte più dolorosa di chi chiede l'ISEE, che deve dimostrare o documentare quello che ha in banca o quello che ha sotto il materasso. E questa è la parte per riuscire a costruire la situazione economica vera di quella persona inserita in quell'ambiente, quella famiglia, con quei parenti, eccetera. Il dramma è che questi dati sono in possesso della pubblica amministrazione. È quello soprattutto, no, che fa un pochino specie. Ti chiedono delle cose che di fatto già hanno in alcuni casi, in altri no, perché è chiaro che poi i furbi ci sono sempre, quindi chi magari prosciuga il conto in banca per poi far vedere che non ha niente e poi magari lo sposta in un altro conto. Si è ovviato col valore medio annuale, sì. Le furbizie ma si possono scoprire. Il fatto è che comunque i dati ci sono. Il problema è di dover documentare delle cose che sono già a conoscenza e in pratica dopo vengono ricontrollate con i dati in conoscenza e se si trovano incongruità si vanno a risolvere. Quindi forse sarebbe meglio il contrario, come è stato il tentativo della dichiarazione unica. Il problema principale è che per fare questa operazione devono muoversi le persone interessate e non sempre le persone interessate sono in condizione fisica di potersi muovere. E quindi un grosso problema di una persona disabile che non può recarsi in un punto o in un CAF per fare l'ISEE e quindi non può certificarlo. Deve sempre avere l'aiuto di qualcuno, dice lei. E non basta. Cioè fisicamente dovrebbe recarsi sul posto, perché è l'operatore che certifica che quella persona dichiara. E quindi ci sono tutte queste difficoltà su uno strumento che dovrà diventare di uso comune, perché è chiaro che l'accesso a tutti i servizi, man mano che non c'è più la possibilità di dare tutto a tutti, va ad essere filtrata attraverso questa capacità economica e quindi verrà inserita pian piano in tutti i servizi pubblici e forse anche privati col tempo. Intanto Alessandra ha raggiunto di nuovo Silvano Bertossi. Sì, siamo qui nell'ufficio di Bertossi. Rapidamente, prima di andare in pubblicità, un altro esempio concreto, no? Delle scartoffie con le quali si trovano ad avere a che fare gli organizzatori delle sagre. Cosa ci mostra? Una relazione di calcolo di 85 pagine che riguarda un piccolo palco da 6x8. Quindi nelle sagre si sa ci sono i palchi dove si esibiscono le band, ecco, quindi per la realizzazione del palco 85 pagine, tanto per gradire. Sì, chi deve compilare? Questa è la relazione che viene fornita dal produttore. Questo è un palco che può essere montato soltanto in una configurazione unica, quindi solo in configurazione standard, non esistono modifiche. Questa relazione va allegata ogni volta che si fa la sagra alla Commissione Pubblico Spettacolo e andrebbe allegato in originale la relazione di calcolo. Con carta da bollo? No, in originale. Marca da bollo, no. Dice il documento originale, andrebbe firmato originalmente. Per fortuna che adesso c'è la firma digitale, per cui riusciamo ad avere il documento da parte del compilatore, cioè in questo caso di un
in tecnico ingegnere, che ci dà il documento firmato in firma digitale. Ma fino a ieri, ma è ancora oggi, nessuna Proloco che ha delle attrezzature di questo tipo, capannoni, strutture, eccetera, eccetera, ha i documenti in originale, perché di questi documenti qua ne esiste una sola copia che ce l'ha il produttore. Dopo ci sono solo fotocopie, però i funzionari dei comuni, i vigili del fuoco, i funzionari che fanno parte della Commissione Pubblico Spettacolo pretenderebbero in originale questi documenti. Quindi insomma durante la sagra tutti con le dita incrociate a sperare che insomma vada tutto bene, che il palco, la copertura... Ultima cosa, le faccio vedere, questa è una paginetta, ecco, qui ci sono le norme alle quali una sagra deve sottostare. Accordo Stato-Regione, circolare ministeriale, circolare di soppressione, decreto numero, ecco. Insomma. E di qua bisogna prendere più tubi dopo, e fascette del gas. Sì, esatto. Nulla è lasciato al caso. Poi Nulla. alla fine abbiamo il famigerato decreto legislativo 81-2008 con tutti i suoi allegati al quale dobbiamo sottostare. Che cos'è questo decreto legislativo? Quello della sicurezza, il testo unico della sicurezza sul lavoro. Giusto. E anche questi sono insomma tanti adempimenti importanti, per l'amor del cielo, fondamentali, visto che comunque ci sono tante persone che lavorano, però ecco, anche questo va a carico dei volontari. Ci sta raccontando il suo lavoro quotidiano. Molto divertente. Se non altro le nostre sagre sono sicure. E con questo ci fermiamo, ritorniamo subito. Di nuovo insieme con Elettroshock. Prima della pubblicità eravamo tornati nel mondo delle sagre, ci sarà un altro passaggio. Io però adesso vorrei tornare da Elena Casarsa, funzionario della CNA che si occupa appunto di burocrazia. Ma una battuta, ce la passi. Certo. Ma se si va verso la sburocratizzazione, lei rischia di perdere il lavoro. Esatto, no? Esattamente. Quindi, insomma... Quindi la burocrazia aiuta alcuni. Ma tanto abbiamo capito, come diceva il suo collega, che è una chimera, per cui forse per qualche anno avremo il nostro bel da fare. A parte gli scherzi, tra tutti gli oneri che sono a carico delle imprese, abbiamo accennato prima anche alla sicurezza, ecco, qual è quella che porta via più tempo e che davvero è più gravosa da sostenere? Ovviamente tutto dipende da impresa a impresa, perché la sicurezza su certe tipologie di imprese, e qui ne sono testimoni gli edili, gli impiantisti, ma più che altro gli edili hanno più adempimenti. Poi ovviamente ci sono i corsi di formazione che le aziende devono fare, sia come responsabili, sia come preposti, in base anche al numero di dipendenti, di conseguenza bisogna vedere un attimo la tipologia di azienda. Però ovviamente sì, le aziende investono tanto tempo in aula a fare i corsi, presso i consulenti a fare POS, PIMUS, eccetera. E poi ovviamente parliamo della sicurezza, poi parliamo del settore ambiente, rifiuti, anche lì ci sono un sacco di altri documenti, registri dei rifiuti. E anche lì normative che cambiano, per cui appena magari ci si abitua a un certo sistema si scopre che quel sistema non va più bene, quindi si cambia. Anche questo è un altro problema, Tropina, quello dell'incertezza, no? Che abbiamo evocato in qualche maniera più volte. Non c'è certezza su quello che si deve fare, esistono delle normative ma ci sono interpretazioni diverse, indicazioni diverse da comune a comune, anche questo non giova al sistema. Secondo me uno dei più importanti e determinanti auspici che può avere un piccolo imprenditore, soprattutto all'inizio della propria carriera, è quella di, mi passi il termine, di umanizzare la pubblica amministrazione, la burocrazia, cioè rendere il dialogo più aperto, tenendo presente chiaramente i diversi fattori che possono influire nel mondo del lavoro, perché la burocrazia normalmente presume un'azione e reazione, quando invece ci sarebbe bisogno di un dialogo per spiegare. Faccio un esempio che mi viene in mente, gli studi di settore. Gli studi di settore chiaramente sono indispensabili, ma è anche vero che
in determinati casi, nonostante l'impegno profuso, certi risultati che dovrebbero essere previsti non si avverano. In questo caso ci sarebbe la necessità di un dialogo, di spiegare, capire che certi risultati per i mezzi che vengono impiegati, per lo sforzo profuso, come dicevo poc'anzi, non si riescono ad ottenere. Abbiamo sentito parlare prima di corsi, ma i corsi li fanno anche i volontari delle sagre. Marco Specia, segretario generale di Proloco FVG. Tornando al tema sagre, corsi antincendio, corsi sulla sicurezza, di pronto soccorso, patentini da fare, patentini che costano, patentini che scadono e che si devono rinnovare. Com'è la situazione? La situazione è conosciuta da tempo ai presidenti delle Proloco e infatti il Comitato regionale delle Proloco, attraverso anche i suoi consorzi, organizza frequentemente dei corsi di formazione per il conseguimento dei certificati antincendio alto rischio, che sono i moduli da 16 ore, come anche i corsi per il primo soccorso. Sono delle certificazioni, delle figure necessarie nel momento in cui una Proloco, ma anche un'associazione in genere, voglia organizzare una manifestazione temporanea. E quindi è questo anche esemplificativo del fatto che nel momento in cui andiamo a una sagra come dei visitatori sarebbe opportuno vedere che nulla è lasciato al caso e dietro c'è un lavoro preparatorio e di garanzia sia nei confronti del visitatore ai fini della sicurezza, ma aggiungo anche il primo che è attento a questa tematica è il presidente della Proloco, in quanto l'inosservanza di tali norme è ovviamente una responsabilità personale, penale. E quindi il primo che ci rischia è il presidente della Proloco, il primo che ci rischia anche patrimonialmente, perché stiamo parlando di associazioni, non sono aziende con un'autonomia patrimoniale, e anche il presidente in prima persona, e questa è una cosa alla quale insomma prestiamo molta attenzione. Ecco, quanto costano questi patentini e ogni quanto vanno rinnovati? E quante persone sono interessate mediamente in una realtà di paese? Il costo è commisurato ovviamente alla frequentazione del corso di formazione che viene erogato dall'ente formatore. In regione ce ne sono vari. Noi come comitato regionale abbiamo anche una convenzione in modo tale da venire incontro a quelli che sono i costi che dovrebbero affrontare i volontari delle Proloco, insomma si va sul centinaio di euro, insomma può andare, poi insomma dipende, ecco, ovviamente anche dal numero della classe di gente che frequenta. Esatto. Stefanoni, Equitalia, dovevano abolirla, è ancora in piedi, le cartelle arrivano ancora a nome Equitalia, voi state portando avanti questa battaglia, è una battaglia che avrà successo oppure ci sarà, se non sarà Equitalia ci sarà un altro nome ma il meccanismo resterà lo stesso? Ma la battaglia la porteremo avanti, la stiamo già portando avanti come opposizione. Chiaramente una volta che il Movimento 5 Stelle arriverà al governo potremo agire con un maggior margine di azione e portare avanti le proposte che già durante questa tornata amministrativa abbiamo proposto a livello nazionale. Quello che vogliamo ottenere è una completa riforma di quello che adesso è un ente vessatorio come Equitalia, un ente privato. Inizialmente, se vi ricordate, qualche mese fa, ancora durante il governo Renzi, era stata paventata la possibilità di abolire Equitalia, che poi anche questa si è rivelata essere una chimera, non solo perché non sarebbe stato abolito in sé questo ente, ma poi perché non è stata portata nemmeno avanti questa azione, anche perché il governo è poi caduto. A noi quello che ci interessa, l'obiettivo primario è, come è stato in qualche modo anticipato già da Mauro Capozzella, è quello di rimettere al centro la persona, queste persone che sono diventate a tutti gli effetti dei fantasmi e non possono né riprendersi la dignità attraverso il lavoro, oltre che a non pagare il proprio debito. Quindi la cosa importante è trovare delle soluzioni pratiche che permettano a queste persone di riacquisire la propria dignità attraverso il lavoro, e una volta riacquisita la possibilità di lavorare, a quel punto ovviamente diventa possibile anche ritrattare il debito. Finché non si inverte questo meccanismo, non si trova una soluzione per far uscire queste persone, ovviamente oltre al danno, cioè oltre al fare del male a queste persone, non si risolve neanche il problema economico di rientrare dal debito. Certo, ricordiamo Alessandra velocemente dove siete: in via Selvatico 40 Pordenone, davanti al Molino di Pordenone. Esatto. I vostri orari quali sono? Dalle 14:30 alle 15:30, dal lunedì al venerdì.
Ecco, poi era carino questo passaggio, umanità, umanizzazione, come si diceva, un po' di buonsenso in tutte le cose che non guasterebbe mai. A proposito di riferimenti, ci chiedeva un telespettatore, è possibile avere qualche riferimento sulla questione sagre? Chissà, magari si tratta di un paese che vuole organizzare una manifestazione e che magari dopo questa puntata ci sta ripensando. No, scherziamo. Qualche riferimento delle Proloco, della Proloco regionale? Allora, la sede regionale delle Proloco è a Villa Manin di Passariano, ci potete mandare una mail info@prolocoregionefvg.org oppure ci chiamate al telefono 0432 900 908 dal lunedì al sabato. Se per le Proloco lo facciamo quotidianamente, se un'associazione vuole qualche dritta su come districarsi tra SUAP, TOSAP, COSAP e quant'altro, insomma, ci può fare un colpo di telefono. Bene, grazie. Grazie davvero a tutti i nostri ospiti per il contributo che hanno dato a questa trasmissione. Facciamo chiudere l'ufficio anche a Silvano Bertossi perché si è fatta una certa, come si suol dire. Grazie anche a lui per il contributo, grazie ai tecnici in studio e in regia e a voi che ci avete seguito da casa. L'appuntamento come sempre a mercoledì prossimo. Buonanotte, arrivederci. Buonanotte.